Marco Martignago, neopapà, intanto auguri per la festa del papà. Come ci si sente proprio nel giorno della festa del papà diventare papà? È molto molto emozionante, è una cosa indescrivibile, è stato tanto bello e ancora surreale ancora, dobbiamo ancora capire bene. Domani la portiamo a casa e non vediamo l'ora, insomma. Quindi una bambina, come si chiama? La bambina si chiama Ludovica, la mamma Claudia è stata super brava e veramente non vediamo l'ora di portarla a casa adesso. A che ora è nata? Alle 11:55. Claudia è la mamma, è andato tutto bene? Beh, si vede, informissima. Adesso sì, posso dire di sì, felicissimi. Diciamo che poi ci si dimentica tutto quando si ha tra le braccia il proprio bimbo, quindi... È stata la prima bambina? Sì, prima figlia. Pinella, caposala di ostetricia, in un momento così difficile il reparto penso che sia stato molto più difficile da gestire. Sì, sicuramente, però abbiamo un personale dedicato che è stato favoloso, abbiamo unito le nostre forze e siamo riusciti ad andare avanti. Abbiamo avuto un boom di nascite ultimamente e per quanto riguarda anche le situazioni con mamme Covid positive abbiamo anche un percorso dedicato, quindi diciamo che tutti insieme ce l'abbiamo fatta, quindi ostetriche, infermiere e medici ringrazio tutti.